Ha avuto una forma di quelle che vedevamo a marzo, cioè con la polmonite estesa, l'insufficienza respiratoria, gli scambi brutti, la necessità di essere intubato, ormai è intubato da 8 giorni e non c'è prospettiva di tirarlo fuori dal tubo. Il caso dell'imprenditore di Sossano, ancora una volta, se ce n'era bisogno, ci testimonia che il virus è vivo e vegeto e capace di forme estremamente aggressive. Il suo è un caso, ma non mancano i positivi, più o meno gravi. Abbiamo un po' di casi, non è l'unico, però sì, non abbiamo dei grossi focolai. È chiaro che però l'attenzione deve essere massima perché la possibilità che questo si verifichi c'è. Noi abbiamo quello che ci aspettavamo in questo periodo, bassa incidenza soprattutto a focolai, per cui sia noi ma anche la Spagna, Israele, la Francia, l'Inghilterra, abbiamo costantemente piccoli focolai che siamo in grado di gestire. Piccoli cluster gestibili come quello ad esempio di Valdagno, soggetti positivi che a vedere i dati parlano di persone straniere, persone che rientrano da viaggi. È vero che esistono dei paesi che hanno in questo momento un problema più rilevante del nostro, quindi chi viaggia o per turismo o perché rientra nel paese d'origine e poi rientra da noi ha la possibilità di riportare, di infettarsi e portare a casa questo agente infettivo. Per chi rientra da paesi a rischio la profilassi è definita quarantena e tampone prima di rientrare al lavoro, ma anche se andiamo in vacanza l'attenzione deve essere massima. Che la possibilità di contagiarsi è ancora una questione reale e quindi bisogna mettere in atto tutte quelle misure, compresa la mascherina che io do in questo momento e anche chi mi intervista, ma anche nei luoghi chiusi, nelle relazioni sociali, mantenere la distanza, tutte quelle che sono le buone norme che sono state date alla popolazione in generale.